Salve a tutti e benvenuti all'Istituto Comprensivo Musicale Federico De Roberto di Catania. Quest'anno, insieme all'intera comunità, abbiamo deciso di utilizzare i mezzi più diffusi per poter comunicare alle famiglie qual è il nostro modo di affrontare questa delicata scelta delle iscrizioni, superando quella che è la logica tradizionale dell'Open Day. Noi non facciamo Open Day perché siamo open school, nel senso che la nostra scuola è ogni giorno aperta a tutti, in modo particolare durante questo periodo in cui le famiglie sono coinvolte in una scelta abbastanza delicata. Questo perché vogliamo superare i limiti imposti dall'Open Day, fondamentalmente finalizzato all'esibizione di un prodotto, per concentrarci su come venga realizzato questo prodotto e quindi accendere i riflettori su quello che non viene mostrato agli Open Day, cioè il dietro le quinte. Dietro le quinte perché vogliamo mettere l'attenzione su quelli che sono i processi quotidiani di apprendimento e di socializzazione che consentono di arrivare al successo formativo, per utilizzare un termine caro alla didattica. Cosa intendiamo per successo formativo? L'abbiamo discusso tante volte e l'abbiamo trovato nella Costituzione, in particolare nell'articolo 3, che assegna alla Repubblica e quindi alla scuola il compito di rimuovere gli ostacoli di qualsiasi ordine che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Come vogliamo fare tutto questo? Tutto questo vogliamo farlo tramite tre azioni. Una prima azione è incontriamoci. Spesso durante gli Open Day non si ha la possibilità di parlare direttamente con i docenti, mentre invece le famiglie sono interessate principalmente a sapere a chi affidano i propri figli. Attraverso il nostro sito istituzionale, anche senza la necessità di poter prendere degli appuntamenti, è possibile individuare degli orari anche molto flessibili per poter venire a scuola, poter vedere i nostri docenti in azione e avere la possibilità di parlare direttamente con loro. In questo modo si avrà anche la possibilità di vedere quelli che sono gli strumenti sia metodologici che digitali che vengono utilizzati all'interno delle nostre classi. La seconda azione è la scuola in un click. Purtroppo anche dando la possibilità ai genitori di venirci a trovare con degli orari abbastanza flessibili, senza il vincolo degli appuntamenti, siamo consapevoli del fatto che la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro diventa ogni giorno più complicata. Quindi abbiamo realizzato sul sito della scuola una panoramica non solo di quelli che sono i nostri plessi e quindi quali sono le attività che è possibile fare, ma anche una carrellata di quello che viene sviluppato all'interno delle classi e che spesso viene anche reclamizzato proprio per far conoscere alle famiglie cosa si fa durante le ore di scuola. L'ultima azione, che fra l'altro è suggerita dalla nota ministeriale sulle iscrizioni, è quella di aiutare le famiglie. In che senso? Anche se la possibilità di fare la domanda online, l'obbligo di fare la domanda online ormai è previsto da diversi anni, noi vogliamo che il digitale non sia una barriera, ma piuttosto sia un modo per facilitare. E quindi negli stessi orari che abbiamo indicato per visitare la scuola sarà possibile anche prendere dei contatti o con gli insegnanti che conducono alla visita della scuola o con gli uffici di segreteria per essere supportati a materialmente effettuare l'iscrizione. Questa è la nostra proposta, non mi resta che dirvi che vi aspettiamo a braccia aperte.